È iniziata ieri alle ore 16 la preparazione atletica in vista del prossimo campionato presso lo Stadio Esseneto della squadra dell'Agragas. I giocatori presenti davanti al nuovo allenatore Lillo Bonfatto e tutto il suo staff, impegnati nei vari test fisici. La squadra biancazzurra inizierà quindi le doppie sedute di allenamento fino al prossimo 13 agosto. Particolarmente attivo il mercato della squadra. Prossime ore potrebbero essere ingaggiati nuovi calciatori per aumentare l'organico a disposizione dell'allenatore. Le interviste a Carmelo Callari, presidente dell'Agragas, e a Giuseppe Cammarata, direttore sportivo. Intanto siamo agli inizi, i calciatori si sono insediati, stanno iniziando il loro primo allenamento. Speriamo bene nel proseguo del rendimento, siamo molto fiduciosi, abbiamo visto che il direttore sportivo ha ben operato, quindi speriamo di fare una stagione migliore di quella dell'anno scorso e cercare di andare verso più in alto possibile per la società e per Agrigento tutta. Che squadra avete allestito? L'allestimento è stata una squadra che deve dare delle aspettative migliori, nel senso che dobbiamo avere quelle maggiori opportunità, maggiori soddisfazioni, avere la tranquillità di poter fare una bella stagione ancora in Serie D. Ai tifosi quale messaggio vuole lanciare? Cosa vuole dire ai tifosi biancoazzurri? È quello che ho sempre detto a tutti quanti, uniti si vince, dobbiamo stare tutti insieme, vogliamo la tifoseria più presente rispetto alla fine della stagione precedente, quindi auspichiamo veramente in un'attività di squadra pro Agragas. Il mercato è ancora attivo, l'Agragas farà altri colpi? Sì, questo si può anticipare, vediamo un pochino le aspettative e cosa ci dirà l'allenatore e il direttore sportivo. Noi siamo pronti per fare qualche altro colpo per poter completare nel migliore dei modi l'organico della squadra. Avete risistemato anche il manto erboso allo stadio Esseneto? Sì, era necessario perché non potevamo presentare e non solo l'erba, ma anche gli spogliatoi. Abbiamo dato una sistemata per accogliere al meglio chi si è spostato dalla loro terra, e parlo dei calciatori, per fare insieme una bellissima stagione piena di soddisfazioni. Direttore Giuseppe Cammarata, oggi l'Agragas inizia il ritiro per il prossimo campionato di Serie D. Che squadra avete allestito? Sì, oggi diciamo il primo giorno di scuola, come si suol dire. Abbiamo allestito una squadra sulle basi e le indicazioni che ci ha dato il mister, lo staff tecnico. Diciamo che abbiamo preso tutti i profili che stavamo seguendo. Siamo stati fortunati, un po' bravi a non dover fare delle scelte di ripiego. Diciamo che i calciatori che abbiamo cercato siamo riusciti a prenderli. Come squadra penso che abbiamo fatto una squadra abbastanza giovane, ma con tanti calciatori di grande esperienza in questa categoria. Iniziamo con grande entusiasmo. Abbiamo notato che c'è grande entusiasmo anche nella piazza e questo ci fa un immenso piacere perché ci ha accolto un pubblico numeroso e speriamo che sin dai primi giorni tutto prosegua come da programma. Gli obiettivi quali sono? Gli obiettivi sono quelli di stare intanto lontani dalla zona pericolosa, diciamo, e poi stare più in alto possibile, ma alla fine poi sarà il campo che deciderà il tutto. Il mercato dell'Agragas è ancora aperto? Diciamo che siamo al completo al 90%, perciò penso che ancora qualcosina, 1 o 2 elementi metteremo. Che Serie D dobbiamo aspettarci, direttore? Sarà una Serie D pesante, penso che sia una delle più pesanti degli ultimi 10 anni. Tra le altre cose non sappiamo ancora nemmeno il girone cosa ci metteranno come campane, addirittura non si sa se siamo a 18 o a 20. Perciò penso che quest'anno sia un campionato veramente tosto.